le politiche giovanili di Po del Grappa, Giovanna Donazzan. Grazie per essere con noi. E grazie anche al presidente della consulta giovanile Dario Vidale, grazie per essere con noi, perché a noi ci piace parlare di giovani, è vero. E ricordo anche che lunedì sera riprende O Bianco o Nero, quindi con un orario diverso, insomma, dalla consuetudine, dalle ore 20 alle ore 21, e parleremo anche, ahimè, di giovani, però dall'altra parte della barricata, coloro che insomma spendono il tempo purtroppo nei lunghi fine settimana, ahimè, a ubriacarsi, e poi dopo ci sono gli incidenti del sabato sera. Abbiamo riscontrato un'enormità di incidenti quest'anno, specie nelle strade del Veneto, ma non soltanto, proprio perché la guida alterata, insomma, con ragazzi che insomma eccedono nei divertimenti, perdono il controllo, e quindi sono vittime tutti, coloro che in qualche maniera sono protagonisti di questi incidenti, ma anche coloro che in qualche maniera gli vengono a mancare i parenti più prossimi, i figli, i genitori. Insomma, una vera tragedia. Ma noi parliamo di sport perché, caro Franco, se si organizza l'Astico Brenta, no? Se si organizza il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, intanto bisognerebbe dire benemeriti della Repubblica, perché diamo l'opportunità di dare un significato a questi giovani, perché l'aspetto della gara credo che sia forse l'aspetto minore, ma la gara dà qualcosa in più, l'allenamento, quindi la regola, la voglia di sacrificarsi durante la settimana. È vero o non è vero? Fare ciclismo vuol dire far fatica, uno allenato bene si diverte anche a far fatica. Ed è occupato durante la settimana e non va a prendere la birra. Esatto. Ecco, politiche giovanili, guarda che tanto si dice, cara Giovanna, no? Le politiche giovanili mi sembra che siano quegli assessorati tanto da sboroni, ma senza portafoglio. Io non devo dire che i giovani hanno bisogno di avere l'assistenza, però io vorrei dare meno soldi ai quotidiani e alle televisioni, e darne un po' di più a quelle che sono le politiche giovanili, perché i giovani, sì, è vero, hanno tutto, però gli manca qualcosa che noi forse avevamo, tu no, ma io sicuramente, che erano i prati, erano i divertimenti all'aperto, erano le fionde, gli spazi, quindi ogni momento diventava un momento ludico che ti permetteva di crescere. Certo. Oggi è un po' diverso. Oggi è molto diverso, oggi fanno fatica a trovare degli spazi, fanno fatica a trovare le persone che gli danno lo spazio, perché le amministrazioni sono impegnate in altre cose, probabilmente secondo qualcuno più importanti. In realtà noi dobbiamo investire su di loro, dobbiamo dare opportunità di crescita e anche di confrontarsi con quella che è la fatica, perché c'è la fatica nello sport, ma c'è anche la fatica nel sociale, in questo caso all'interno del paese, trovare la capacità di poter dare qualcosa in più da parte loro. Allora, diciamo una cosa fondamentale. Allora, un paese come Po del Grappa può essere il paese come, non so, Vastagna, come può essere, viene in mente Poirino o Chivasso a Torino, cioè i paesi. Io dico, ma i paesi è qualcosa di diverso dalle grandi città, no? Le città ci sono i rioni, dove anche là è un paese allargato, ma tutti ci si conosce, e quindi mi viene in mente negli anni 70, quando c'era una grave crisi anche ideologica da parte dei giovani, perché mi ricordo a quell'epoca c'era il terrorismo, quindi tutti avevano paura, però io ricordo che a quell'epoca c'era un sindaco, si chiamava Diego Novelli, inventò i punti verdi, dove erano una sorta di parchi, chiaramente all'interno di queste metropoli, di questi rioni, con a tema o il concerto o i balli, eccetera, si cercava di far fronte e far sì che i giovani si potessero unire ed essere là in un luogo, in un sito a loro dedicati. Non è tanto diverso, Pove può essere un'espressione di un rione come una grande metropoli, non cambia. Anche perché la difficoltà adesso è proprio l'aggregazione della gente, anche sicuramente qui a Pove, dove abbiamo tanta gente da fuori che è venuta a abitare qui. Ci sono ragazzi giovani che non sanno neanche chi gli abita di fianco, e magari la sindrome della metropoli, conoscono tutti e di fianco a casa loro non sanno neanche chi ci abita, e il nostro scopo sarebbe proprio di provare ad aggregare tutti, farsi conoscere in modo da... È meglio dello sport e soprattutto della condivisione anche di momenti di divertimento. Voi avete in programma, mi pare proprio settimana prossima, no? Qualcosa dal 13 al 17 di settembre. Ecco, di cosa si tratta? Allora, noi abbiamo organizzato una manifestazione. Il bello di questa manifestazione è che comunque parte dai giovani ed è proprio atta a far lavorare i giovani sia in cucina, la pulizia dei tavoli e tutto quanto. Tutto il ricavato di questa festa andrà in beneficenza. E proprio partendo dai giovani vogliamo riunire tutte le associazioni del paese
I soldi che andranno dati in beneficenza saranno tutte le associazioni a fine, cioè guardando il guadagno che ci sarà, perché non possiamo ancora sapere, certo, essendo il primo evento, tutte le associazioni assieme decideranno a chi devolvere questi fondi. E perché non ve le donate a voi, proprio al comitato dei giovani, che penso che non è insomma che viaggiate nell'oro, per implementare anche? Sarà una soddisfazione in più nostra continuare senza fondi a vedere... Perché voi vi autogestite, c'è quello che mette su le amplificazioni, c'è quello che si mette su e fa, che sei tu, e poi c'è quello che insomma in qualche maniera preparerà da mangiare. Proviamo ad arrangiarci, è una soddisfazione in più quando vedi che le cose E ci sarà anche della riescono. musica. Ci sarà della musica, e il bello è che il sabato e la domenica avremo musica country. What's Il bello del country è che sono proprio balli di gruppo, e quindi più aggregazione di quello penso non ci sia. Ecco, allora adesso prima di mandare il primo filmato, cara Giovanna, io credo che la sciocchezza dei politici sia quella di avere tanta confusione nella testa, non si è più in grado di discriminare. Forse la troppa comunicazione distoglie da quelli che sono i problemi seri, perché se noi puntiamo tanto sui giovani in maniera non da Facebook, siamo tanto amici, poi gli chiedi un favore, ti mandano a quel paese e gli amici insomma si vanno a fottere, no? Sì. Quindi bisognerebbe usare anche bene queste nuove tecnologie, forse per dare appuntamenti che siano più di visus. È vero? Un po' un'arma a doppio taglio queste tecnologie, perché ti danno questa sensazione di essere in un gruppo, quando in realtà non hai proprio nessun tipo di appoggio e di contatto, sei un'entità astratta alla fine, perché non conosci la persona, non vedi l'umore della giornata, che può essere positivo o negativo, c'è la faccetta. Sì. Non ci sono le emozioni che... L'emozione non c'è. Franco, tu che hai 150 anni come me, no? Perché questo è il problema è questo nostro. Cioè, o io sono rincoglionito, vabbè, lo capisco, perché quando vedo filmati degli anni 60, 70, era la mia era, noi, viva Dio, abbiamo avuto sta sfiga di crescere con i Rolling Stone, con i Beatles, con tutti i gruppi, e insomma la musica dal vivo la trovavi così, a tu, se dovevi giocare alla guerra, insomma avevi le collinette, qua voi avevate il Brenta, noi a Torino avevamo la Bialera, la Stura, insomma avevamo molti modi per farci anche male, Sì. ma per crescere. Oggi è tutto quanto virtuale, sci virtualmente, giochi a tennis da pirla virtualmente, non ti fai un cacchio, però voglio dire, ma non vivi. È stata una sfiga la nostra oppure era qualcosa di più importante? Io credo che i giovani di adesso non si divertono come ci siamo divertiti noi. Noi abbiamo fatto un'altra vita, adesso io li vedo in birreria col bicchiere in mano, sigarette in bocca, però vedo che se tu guardi il loro volto sono ragazzi che non hanno divertimento. Stai attento, io adesso mando una piccola clip sul Gran Premio Comunità Montana del Brenta per vedere insomma che anche questa vallata che ha una ciclopista meravigliosa, dove non è vero che è stata interrotta o meno, anzi è una ciclopista che funziona alla grande, 160.000 utenti, e mi viene in mente questa ciclopista meravigliosa che potrebbe essere un prodotto interno lordo da paura, 5 milioni di cicloturisti che potrebbero invaderla, che da Monaco va a Venezia. Pensate quale mirabolante idea ha avuto il Signore di darci questo dono, e noi ancora qua a parlarci se si può fare o non si può fare. Non esiste, perché farla sarebbe qualcosa, c'è gente che parte dalla Cina, dall'Australia per andare a vedere Venezia, noi possiamo andarci in bicicletta, è incredibile, no? E fare un po' come in Danimarca, che hanno fatto un'autostrada a pedaggio per i ciclisti, e potrebbe essere anche questa una ciclopista a pedaggio, così si potrebbe anche autofinanziare, quante cose si potrebbero fare. Comunque adesso Gran Premio Comunità Montana del Brenta, 35esima edizione, andiamo a dare il sunto e poi di nuovo in studio. Cycling shoes. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Si parla di crisi organizzative nel mondo del ciclismo, ma da
35 anni il Gran Premio Comunità Montana del Brenta si presenta con le sue 7-8 tappe all'anno. Un appuntamento che dovrebbe far gioire i veri appassionati di questo sport per le offerte organizzative che da molto tempo riescono a mettere in piedi. Il panorama di questo Gran Premio da sempre si è interessato alla categoria allievi, dando la possibilità a tantissimi ragazzi di mettersi in luce. L'Unione Ciclistica 2000 ha permesso, grazie ad un lungo percorso informativo, di far vincere tutti, dai primi classificati agli ultimi della classifica finale, grazie al premio Giochiamo Pulito, consegnando a fine stagione il premio più importante ad un ragazzo che si distingue per la sua storia personale, al di fuori anche dell'ambito sportivo. Ma sono anche moltissimi gli allievi che da qui sono transitati e oggi sono affermati professionisti. Non occorre andare troppo indietro nel tempo per dare uno sguardo all'Albo d'Oro per riconoscere i passati campioni come Pagnin, Fondriest, Citton e tanti altri che qui hanno cominciato a muovere le prime pedalate. Ma i nomi continuano a echeggiare tra le file dei professionisti attuali, quali Oscar Gatto, Marco Tapparello, Filippo Baggio, Enrico Battaglin, Bandiera, Os, Ignazio e Moreno Moser e tantissimi altri che da questo Gran Premio sono transitati. Una vera e propria ricchezza nell'ambito territoriale vicentino che con le sue 7-8 prove annue ricopre il 50-60% dell'attività provinciale. Anche quest'anno il Gran Premio in una corsa ad ostacoli è riuscita nell'intento e portare a termine questa prestigiosa kermesse, partendo già da marzo con il Gran Premio Ciclimondial, svoltasi a Rossano Veneto, dove su tutti ha svettato l'atleta del Luc Bovolone Michele Zorzan, staccando Calderaro che si aggiudica la volata di consolazione. L'imponente carovana si trasferisce a Campolongo sul Brenta, tappa fondamentale per l'Unione Ciclistica 2000, che grazie alla sensibilità del sindaco Mauro Illesi oggi si è potuta ricordare una coppia di coniugi che hanno dedicato la loro vita alla famiglia, allo sport e al loro grande amore. Germano Vialetto, già presidente onorario dell'Unione Ciclistica 2000, e la sua adorata Caterina. Inutile dire che questa seconda tappa non ha nascosto l'emozione del grande pubblico che ha assistito alla volata di Lorenzo Fabrello del Veloce Club Schio 1902, regolando nell'ordine Filippo Ronfini dello Sprinvidore e Matteo Benedetti del Forti e Veloci. Era il 1° maggio a Campolongo e soltanto 6 giorni dopo è di scena Pove del Grappa, che vede protagonisti 2 corridori, Michele Zorzan e Attilio Viviani, fratello di Elia, che quest'anno ha ben figurato alle Olimpiadi britanniche nelle varie specialità dell'Omnium su pista. Come già accennato, i 2 atleti del Luc Bovolone ingranano la marcia lunga e in solitaria, dopo 25 km di fuga, vanno a vincere indisturbati e dividendo il bottino Viviani la tappa e Zorzan la maglia di leader della classifica generale. Al terzo posto Filippo Calderaro con un ritardo di 4 primi, poi tutto il gruppo a seguire. Tappa emozionantissima. L'Unione Ciclistica esce dai confini e, in sinergia con l'Unione Ciclistica Aloria, organizzano la 4ª tappa su un circuito pianeggiante. Nelle prime tornate e poi un sali e scendi veramente impegnativo per numerosi atleti e iscritti che con oltre alle salite si devono difendere da un caldo targato luglio 40 gradi. Gladiatori! Gran Premio Comunità vuol dire anche percorsi di varia caratura tecnica, quindi va di scena la ormai tradizionale Bassano-Enego, creata a proposito per valorizzare le imprese dei Green Pearl. Partenza dal velodromo Rino Mercante alle 9:30 del mattino, circuito cittadino e poi tutta la strada della Val Vecchia fino alla birreria Cornale, virata a destra e poi statale 47 che affianca la ciclopista del Brenta e finalmente i 16 tornanti che portano a Enego. Sono a disposizione di chi ha nelle gambe l'esplosivo giusto per aggiudicarsi questa ambita tappa. La miccia l'hanno accesa i corridori del San Lazzaro di Bologna, Lorenzo Fortunato seguito da Edoardo Affini.
Fortunato beffa ad un solo chilometro dall'arrivo il corridore Riccardo Lucca, che dopo un'erta cavalcata di 8 chilometri vede svanire il sogno di indossare la maglia argento del vincitore di tappa. Lui arriva ottavo, secondo è il corridore scaligero Edoardo Affini e terzo Stefano Salmistraro. La nota interessante l'hanno chiusa gli ultimi 2 corridori che si sono esibiti in un incredibile surplus per tagliare il traguardo in ultima posizione. Grande il divertimento degli oltre 2000 spettatori che hanno incoraggiato i 2 atleti nel duello che premiava con la maglia nera colui che transitava per ultimo. Svince, dopo parecchi secondi di surplus, il corridore Boldrini Matteo e penultimo Stefano Grassi, spettacolari. Dopo il diniego dell'amministrazione comunale di Asiago, che non ha dato il nulla osta per la gara Bassano-Asiago, motivandola per i problemi di traffico, ci attende ora l'ultima tappa per scoprire se Zorzan potrà scrivere il suo nome sul prestigioso albo d'oro del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Ma prima dovrà impegnarsi con la regina delle gare, il trofeo Martiri del Grappa, il 23 settembre, dove il percorso toccherà tutte le frazioni delle comunità montane del Brenta. Un momento, questo, che serve per scrivere il proprio nome tra i grandi del Gran Premio, ma serve soprattutto per non cancellare dalla memoria i martiri del Grappa che, grazie al loro coraggio, hanno liberato l'Italia dalla tirannia fascista. Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di Depliant, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le Grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le Grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17. Per dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, insomma, intanto salutiamo Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, la città più ciclistica che io abbia mai conosciuto, per dire la verità. Stamattina è stata la conferenza stampa, Gilberto, a me è venuto spontaneo quando Roldano mi ha dato la parola a dire che è inusuale trovare una amministrazione che quando presenta una gara di fianco c'ha anche la protezione civile per dire guarda che noi garantiamo anche questo servizio. A me non è mai capitato, allora ho detto guarda, se dovessero fare tutti così il gap tra amministrazione e sport sarebbe più vicino e forse le cose andrebbero meglio. Sì, diciamo che questa è una chicca del mio assessore Franco Rossi, che è responsabile della protezione civile. Realmente lui è bravo perché garantisce il servizio ad ogni manifestazione, ma non soltanto gare ciclistiche, ma qualsiasi altro tipo di manifestazione, lui c'è sempre, perché la protezione civile naturalmente vigila, sta attenta, direziona, controlla, e noi, la nostra protezione civile lavora bene in sintonia con gli alpini che fanno parte della protezione civile. Lo fanno pro bono? Lo fanno, esatto, è un settore che funziona molto molto bene. Cioè, c'è sempre stata sintonia tra noi amministratori e loro, tanto è vero che Franco Rossi non ha difficoltà a garantire sempre il servizio. Adesso poi parleremo anche dell'Astico Brenta, dove vi vede protagonisti. Facciamo un passo indietro, nel senso che protezione civile vuol dire anche regole.
Tanto per dirti, cara Giovanna, che da un colpo al cerchio e uno alla botte. Insomma, la storia è storia, quindi è inutile neanche andare a vedere chi è che ha liberato l'Italia. Io ho grande rispetto dei partigiani, che insomma non tutti, perché per la verità ce ne sono stati alcuni, sono stati anche un po' insomma birichini, ma non è la politica che a noi interessa. Però a me interesserebbe capire come mai l'Italia abbia perso un po' quei valori, oppure quei progetti valoriali, dove al centro delle scuole c'era lo sport. Adesso io non voglio rivangare il passato del fascismo, queste cose qua, però c'erano delle quote che funzionavano, cioè nel senso per la scuola lo sport era fondamentale per la crescita. Oggi queste cose non le abbiamo perdute. Allora io dico, per non fare un discorso politico, non è tutto brutto quello che è stato, c'erano anche delle cose piacevoli che potevamo anche reinterpretare, e oggi però non è più tanto così. Allora, purtroppo l'Italia non è serena, non è in grado di guardare un periodo storico, 20 anni, non solo 5 della guerra, stiamo parlando di 20 anni di governo, e quindi in 20 anni sono state fatte molte cose, dalla bonifica allo sport nella scuola, per cui i ragazzi avevano una formazione che non era solo fisica, ma era anche di carattere, perché c'erano le regole, come ha detto prima Franco, lo sport è fatica, ma dalla fatica c'è della soddisfazione. E devo dire che il Veneto è fortunato perché la regione ha un progetto più sport a scuola dove garantisce dei fondi, e all'interno delle scuole c'è la possibilità di avere degli esperti per cui si possono conoscere tutti gli sport e quindi apprezzare tutte le varie... Infatti il nostro tentacolare regista Gianni Alsanto ha trovato delle cose fantastiche, anche nello studio Luce, tra poco le manderemo in onda. Addirittura Franco, in quell'epoca che a me dà fastidio essere etichettato, ed etichettare mi dà ancora più fastidio, però se qualcosa del passato funzionava mi piacerebbe anche ricordarlo, non soltanto quello che non funziona, perché in Italia siamo bravi a far vedere quello che non funziona, ma noi abbiamo il Rinascimento che è storia del tutto italiana, non è una storia né europea né mondiale, il Rinascimento italiano, e addirittura delle gare di ragazzini, come si fanno adesso i G1, G6, in triciclo, ma erano bambini veramente piccolissimi, i quali si adoperavano, non c'è questo filmato, ahia, peccato, ci è sfuggito, dove addirittura si cimentavano in queste volate, attorniati da una folla di migliaia e migliaia di persone, qualcosa di eclatante che oggi quasi non succede più. Cioè voglio dire, perché non siamo capaci di rinverdire la memoria positiva e non soltanto la memoria, diciamo così, negativa, dove uno ammazzava l'altro. Cioè, è un periodo della storia, ma prendiamo le cose buone. E oggi ce ne sono tanti che lo fanno. Ma se tu guardi nello sport ci sono sempre meno giovani, e questo dipende perché la scuola non insegna ai ragazzi a fare lo sport. Io mi ricordo alla mia età si andava in pista a correre, allenarsi, c'erano i campionati provinciali, si andava per vincere e facevi sport, andavi avanti con gli anni. Adesso se tu guardi i tesserati giovani cominciano sempre a scarseggiare, le squadre sempre meno, la volontà di far sport, far fatica sempre meno. E quindi questo penso che dipenda perché la scuola non insegna ai giovani di fare sport. Io vorrei vedere i pollici dei giovani, perché so che fanno messaggi con una velocità esagerata, che io sono impazzito a vedere un giorno, era un'opera, no? E così ma con una roba incredibile, aveva un pollice che era lungo così, guarda. Inquadri lungo così, guarda, un pollice così, ma era tentacolare, cioè voglio dire, io sono un po' preoccupato, Giovanna. Se Posso intervenire anch'io? Devi. Io credo che un po' la colpa, cioè, non sia solo dei giovani che non hanno voglia di fare sport, però anche la crisi ci mette del suo, perché tante famiglie non hanno la possibilità di comprare le attrezzature, eccetera. Io sono stato fortunato perché ho giocato a pallavolo, ho giocato a hockey, però anche per l'hockey... No, la colpa non è dei giovani, la colpa è di noi adulti, è piano. La colpa è del sistema. Siamo noi al governo, ci sono settantenni, ottantenni, mica ci sono sbarbati di 30 anni, forse le cose cambierebbero. Questi qua ancora stanno parlando veramente del 40, del 45, oggi siamo al 2012, cioè abbiamo un internet che vola, noi qua in Italia, caro Gilberto, non abbiamo la banda larga. Sì, purtroppo è così, il sistema, a parte che nel piatto con gli anni sono arrivate tante altre alternative che distolgono un attimino un po' l'attenzione su quello che era lo sport puro, c'era quello, lo si faceva perché non c'era alternativa, va bene,
Però giustamente è un governo vecchio, come dici tu, un governo che pensa sempre solo, soprattutto in questo, a tagliare. E guardate che nello sport, come in tutti gli altri settori, si sta tagliando tantissimo. E lì devo dire, posso usare una metafora, è come tagliarseli per far dispetto alla moglie. Alla fine il dispetto è nostro. Tagliare fondi allo sport vuol dire creare comunque dei disastri. Le pubbliche amministrazioni non hanno più risorse da girare nel mondo della scuola anche per far sport, ma non soltanto. Allora ancora una volta bisogna essere chiari e dire grazie a tutto quel volontariato che anche senza soldi continua a essere lì messo a disposizione al genitore che riempie il pieno della macchina domenica mattina per portare i 5-6 ragazzi a distanza di 10-20 km a far sport, no? E che alla fine oggi non ha più nemmeno il rimborso del carburante che consuma, tanto per in un momento difficile dove gli stipendi non bastano più e dove le risorse naturalmente vengono a mancare perché l'istituzione generale purtroppo ha messo in atto questi tagli. I decreti salva Italia, come si salva l'Italia? Tagliando e danneggiando anche della verità. Giovanna, la colpa ma tu permetti, essere... spaccami pure la faccia, no. È colpa anche un po' delle associazioni sportive, però, perché in molti sport si concentrano magari tipo anche nel calcio, si concentrano tutti nella prima squadra che deve andare bene, devono spendere soldi, e poi ci sono paesi come qui, non abbiamo neanche più un vivaio, Ma guarda che stai dicendo delle cose che quasi mi metto a piangere, io, guarda che dici delle grandi verità. Cioè, ma voglio dire, a un certo momento, cara Giovanna, tu sei assessore di un complesso, di un comprensorio che è importante, votato anche a un grande turismo, abbiamo parlato della ciclopista, che è qualcosa di tangibile, è lì, la vediamo tutti, è il San Siro delle piste, no? Per cui è il massimo. Però voglio dire, anche creare degli eventi come il Gran Premio Comunità Montana nel Brenta, quest'anno si è dovuto emigrare perché non tutti i comuni aderiscono, ma io credo che sia una grave sciocchezza. Prima abbiamo guardato gente che arriva da Bologna, ma gente che arrivava anche da Ragusa, abbiamo avuto corridori che arrivavano veramente da lontano, a venire a conoscere i nostri monti, Enego, insomma, che di solito è un po' penalizzata rispetto alla più fagocitante Asiago, no? Quindi vengono a trovare e conoscere dei siti che poi dopo in qualche maniera implementano anche il turismo. Cioè, ci va molto a mettersi d'accordo, perché qua non è costruire una tangenziale o un'autostrada, qua credo che sia soltanto congegnarsi per poter proporre delle cose che implementino il turismo. Sarebbe un'ottima pubblicità per tutta la valle, per tutti i paesi. Il problema nostro è che siamo campanilisti fino all'inverosimile, cioè per difendere il nostro giardinetto bruceremo la montagna. Quindi no, lo chiedo a te, tu sei una di quelle che si mette a disposizione, fate queste cose qua, tu ti metti la tuta della protezione civile, perché anche la mia protezione civile non ti diverti e ti smatti, insomma. Mi sono presa tanta acqua, però è un piacere anche, perché è un piacere poter essere utile alla comunità, ed è questo il messaggio che deve passare ai giovani, essere utili alla comunità e trovare del divertimento nell'essere utili, quindi anche fare degli eventi come lo sport in piazza, piuttosto che la biciclettata che facciamo qui a Pove. Insomma, ci sono 1000 modi per portare lo sport, anche se non a livello agonistico, ma un po'... È da lì che bisogna partire. Esatto, un po' più per piacere. Vogliamo dire anche che pubblicizzare, io credo che oggi come oggi la televisione abbia meno bisogno, cioè sia meno appetibile rispetto a una volta di pubblicità, perché avete un mondo con internet e quindi se volete pubblicizzare le vostre cose, anzi io lo raccomando, fatelo ai giovani quando sono cose propositive, perché poi dopo non ho capito una cosa, tu che sei un saggio, mi devi spiegare come mai a Prato della Valle con un giro di internet si sono trovati in 15.000 in un rave party dove tutti si sono imbriagati, tutti sono andati in alcol metilico, poi dopo tutti sono andati in coma, c'è un casino è successo fuori, in un nanosecondo si trovano in 15.000. Noi per far arrivare qua 4 disgraziati ci dobbiamo fare un culo grande così e non sappiamo dove andare a trovare i soldi per pubblicizzarla su questa televisione o su quell'altra anziché quest'altra. Io non l'ho capita sta cosa qua. Guarda, io non ho capito un'altra cosa, adesso ti parlo del genitore, no? Mia figlia ha 13 anni. Io ti dico la verità, sono anche preoccupato, nel senso che non capisco cosa c'è al di fuori del mio ambito familiare che interessa di più mia figlia. E quelle emozioni che io provo quando magari faccio una salita verso la montagna, guardo basso, vedo un lago, vedo l'orizzonte, vedo il sole, no? Quelle cose che emozionano. Hai capito? Io mi sto chiedendo, ma cosa devo fare per far capire a mia figlia che queste cose sono cose emozionanti? Cosa c'è al di fuori della mia famiglia che interessa di più a mia figlia? Che non riesco a spingerla, per esempio, a guardare
a guardare il sole. Mica cosa difficile guardare il sole, no? Ma forse noi eppure non si emoziona per quelle cose. Perché forse... E io mi incazzo, sai, sì, in famiglia io faccio di quelle baruffe che non ti dico, no? Ecco, e dopo dico, ma forse magari è anche colpa mia. Dov'è che ho sbagliato? Allora ti fai un esame di coscienza. Ma forse io ho comprato l'iPhone, non dovevo comprarlo. Io ho comprato l'iPad, forse l'iPad non era meglio di no. Troppo, cazzo, Hai capito? Cioè, voglio dirti, e qui dico, ho sbagliato, l'errore è mio, allora mi mangio le dita, mi incazzo come una bestia, no? Però sono sempre alla ricerca di come correggere l'errore. Ma è molto difficile. Io tante volte invito qua una psicologa, che è una psicoterapeuta, che è la Francesca Baggio, la dottoressa meravigliosa, ma credo che il compito dei genitori sia difficile, perché se tu a 9 anni non gli prendi l'iPhone, questo va a scuola, ce l'hanno tutti, tu sei un pirla, cioè tuo figlio diventa è vero, quindi è molto difficile. Io credo che poi bisognerebbe andare alle teorie di Steiner, capire se il demone del soldo ci ha talmente invasi che non sappiamo più come proteggerci. Sì. Non è colpa, perché poi i genitori vanno in crisi, è chiaro, ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Bisogna, ripeto, io entro in conflitto con me stesso qualche volta. No, bisogna chiamare la Giovanna Donazzani per dire, guarda, vieni a organizzarci la festa del country anche a Rossano Veneto, perché si può esportare. Applauso, grazie. Si può esportare. Noi dobbiamo imparare, credo, tutti, a intanto cancellare l'invidia. Guarda, io devo dirti la verità, io faccio la 3 sere, ho fatto il Gran Premio Comunità con grande gioia. C'è una trasmissione teleciclismo che apprezzo con grande gioia, ma non sono concorrenti, o perlomeno, se sono concorrenti, mi va bene così, concorriamo tutti quanti a un valore specifico delle cose importanti. Quindi se noi implementassimo tutti questi atti valoriali, l'88esimo Astico Brenta, è una gara di Under 23, benissimo, questi Under 23 erano ragazzini, se non c'erano quei ragazzini non potevamo, Gianluca Giardini, che per me io sono eternamente grato alla RAI, tutti parlano male della RAI, ma la RAI non c'ha più soldi, non è che può essere ovunque, no, quindi però la RAI si sta dedicando con Radio Corsa a tutte le gare giovanili e anche di promozione, perché ci sta credendo molto e stanno facendo numeri impressionanti, 2 milioni di ascolti e ci ospitano, anzi tu sarai ospitato giovedì prossimo con la tua bella gara, ma noi dobbiamo cercare di fare sinergia in questo, Giovanna, io credo. Se poi dopo c'è qualcuno che tesse, dobbiamo condividere. Guarda che se lui ti chiama a Rossano per fare la festa country, tu ci devi andare. Eccoli, i miei ragazzi sono prontissimi. Implementare le cose, se funzionano qua possono funzionare a Rossano, non vedo perché no, hai capito? Come a Rossano possa essere a Bassano, come Vastagna. E ci potrebbe essere collaborazione, se loro fanno una festa andiamo noi ad aiutarli e guardate, loro vengono da noi che questa e sarebbe anche un modo per conoscerli, non sulla piazza di internet ma sulla piazza del paese. Credo che questa sia la ricetta. Credo che abbiamo dato prova anche di essere molto aperti a questo tipo di pensare. In 15 anni di amministrazione diciamo che una particolare attenzione a questo modo di ragionare, fortunatamente sottoscritto con la maggioranza che rappresento, più volte ci siamo confrontati e abbiamo fatto capire che siamo aperti. Poi giustamente dall'altra parte il ritorno non è mai stato tanto soddisfacente, al punto per esempio di scoraggiare il mio assessore alla cultura, per esempio, no? Dice ma come mai che non riesco a muovere tanta gente, eppure stiamo spendendo soldi, stiamo investendo risorse comunali, ci stiamo dando da fare, stiamo facendo comunicazione, poi arriva appunto il messaggino per la festa della birra, come dici tu, e arrivano 15.000 persone. Io credo che noi abbiamo smesso, forse sai cosa, di pensare cosa eravamo e non raccontare la nostra storia come i docenti con passione. Ma vedi, questa parola che tu stai dicendo, tu dici, ma noi sai, facciamo parte di un'altra epoca, cosa eravamo, eravamo abituati in un altro modo. Mi sembra impossibile. Io guardo questi ragazzi, dico, avete mai provato per esempio a guardare una lumaca? Mi viene in mente la lumaca adesso così, no? Non è una cosa che sfugge, la cosa più lenta che c'è la lumaca, eppure tante volte mi sono messo lì a guardarla così, una lumaca, si porta dietro questa casa, con una difficoltà tremenda, tira fuori il corpo, le antenne, si alza la prima, la seconda, poi si ritira, sente un rumore, cioè perdi 20 minuti, no? È una lumaca che ti fa spendere 20 minuti della tua vita per salvare una cosa che forse, non ragionando bene, qualcuno passa una vita e la lumaca non l'ha neanche mai vista. Anzi, la fotografia per dirti, gli sta pure sulle palle. Cioè voglio dire, lo spirito di osservazione di quante le cose ti stanno attorno. Io questo l'ho imparato perché forse a scuola me l'ha insegnato, però è vero. Cioè, abituarsi a guardare proprio le cose più stupide, comunque anche quelle ti danno un interesse. Ecco, guarda, io farò una puntata presto sulla Costituzione italiana, su bianco o nero, sarà un lungo monologo di un'ora, no? Quindi partirò con la Costituzione italiana, che credo sia la Costituzione
più bella in assoluto a livello planetario, ed è un poema. Può essere che i docenti nelle scuole abbiano perso un po' la passione di raccontare le cose, gli eventi, anche gli eventi storici possono essere raccontati in una maniera molto fredda, Garibaldi è nato, oppure raccontare la storia con grande passione. Forse i ragazzi percepiscono questa noia anche da parte dei docenti. Non c'è passione nel lavoro. Sono figli, i docenti attuali sono figli di un'epoca, il 68, che forse ha tolto quello che è il valore dell'insegnamento. C'era il sei politico, per cui studia, non studia, non ti cambia niente. Non si è trasmessa la fatica di arrivare a un obiettivo, non si è trasmessa la capacità di capire che quello che tu fai poi nella vita ti ritorna. Quindi l'assessore sociale o alla cultura non si deve arrendere. Mi verrebbe uno slogan che non dico, però... Semper fidelis, lo dico io. Ma era un altro il mio, però... Vincere. Vabbè, poi, partecipiamo. Però, voglio dire, non bisogna arrendersi, bisogna continuare, bisogna insistere. Noi a Pove abbiamo una realtà difficilissima, perché probabilmente per 20 anni ci hanno tolto la voglia di fare comunità. Io sono cresciuta qui, però non ho fatto comunità con i miei coetanei, non avevo gli spazi, quindi loro stanno facendo una fatica immane a ripristinare quello che è... Perché c'è una parte di questa località che, essendo abituata a non fare... Che dice meglio non fare, stiamo calmi, che tanto va bene lo stesso. Ma non è così. Tra poco parleremo dell'88esima Astico Brenta, perché questo mi interessa, il Giro del Veneto, ma abbiamo detto più di un'occasione che ci sono momenti di meditazione, come diceva prima Gilberto Trevisan, alle quali vanno veramente... poste delle attenzioni, con Fotobolgan, Sport City, che è una bella rivista che parla soprattutto di ciclismo. Insomma, più di un'occasione abbiamo detto che Francesco e la sua famiglia, insomma lui è il maestro, poi i figli stanno superando il maestro e questo a me mi compiace, e insomma riescono a rapire momenti particolarmente significativi e così donare all'appassionato, ma non soltanto, quegli sguardi, quei momenti di fatica, e perché no, anche quei momenti di fatica contrapposti a un panorama meraviglioso che soltanto il ciclismo sa raccontare, perché pedalare si fa fatica, ma nella fatica riesci anche a valutare esattamente dove tu sei e respirare quel momento, quel profumo che in macchina insomma è difficile. Voi provate a prendere la bicicletta e andare sul Grappa o sull'altopiano di Asiago, ogni 20-30 metri sentite un profumo diverso, insomma è qualcosa di diverso. Fotobolgan. Madonna. Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostino Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Un po' più forte, grazie.
che non ho sentito bene. Allora, Franco, guardavo un po' l'Albo d'Oro, una cosa che a me è venuta in mente in questi anni, no? Che, insomma, un po' di ciclismo ne ho fatto, l'Albo d'Oro è l'espressione massima del vincitore, ma all'interno di quelle organizzazioni mi viene in mente che non c'è soltanto colui che è arrivato primo, che forse nemmanco è passato al professionismo, ma ci sono corridori che facevano parte delle tante gare organizzate che sono diventati dei fenomeni. Qua invece nell'Albo d'Oro vediamo anche dei fenomeni, insomma, visto Cenghialta, insomma, tanti. Però ce ne sono stati tanti altri che sono passati pur arrivando secondi, decimi, undicesimi. Certo. Perché tante volte ce lo dimentichiamo, sembra una cazzata, però sembra quasi di svilire quello che è il mondo del ciclismo. È vero che vince sempre il primo, ma c'è possibilità anche per gli altri. Questa è una cosa che non ha mai detto nessuno. Me lo fai un applauso? Dimmi. Allora io ti dico una cosa, io quando avevo la squadra avevo un forte corridore. Il primo anno che era come lui non ha mai vinto, però lui dal secondo al quinto tutte le feste. Questo si chiama Gianni Faresi. Gianni Faresi, che lo conoscete tutti, quando è passato a professionista ha fatto grandi cose. Sì. Quindi credo che anche chi non vince può far strada. Ne abbiamo avuti tanti, credo, di grandi professionisti. Gianni Faresi credo sia un pulito proprio di nascita e di espressione. E insomma, anzi, lo salutiamo, che so che ci segue. E poi anche lui stesso vuole che i figli partecipino e facciano ciclismo. È vero? Sì, diciamo che i figli di Gianni, se hanno la grinta del papà, possono fare. Adesso non li conosco, ma so che un percorso, diciamo, di altri tempi, no? 186 km. Insomma, non so pochi. Cominciano ad essere già gagliardi. Questo è tracciato della vecchia Astico Brenta, pristinato ancora 7, 8, 10 anni fa, quando le prime volte che le organizzavo si correva qua nell'altopiano e vedevo grandi ritiri e lì mi sono stancato, ho detto adesso torniamo alla vecchia Astico Brenta. C'è una telefonata, poi riprendiamo. Pronto? Pronto, buonasera. Presidente. Buonasera a tutti, sono Bruno. Ti faccio un applauso perché stamattina non ti abbiamo visto e allora ho detto ma... Lo so, purtroppo devo lavorare, ragazzi. Ragazzi miei, oggi come oggi ho preso una scoppola di quelle notevoli, ecco, e mi impedisce purtroppo così, diciamo, di presenziare, di essere presente. Ma ragazzo mio, caro Presidente, Scratch esiste anche per accorciare, hai capito? Il gap. Sì. E quindi c'è il modo anche, non di rimediare, perché non puoi essere, insomma, qua e anche là. Però a questo momento credo che... Ma tu guardavi proprio Scratch, non c'è nient'altro da guardare, Bruno? Sì, ti sto guardando e ne approfitto. Ma ci sono anche altre trasmissioni belle, No, ma la vostra di giovedì veramente quella che seguo da sempre. Volevo, più che scusarmi, salutare il sindaco Trevisan e salutarlo tanto e così fargli capire che sostanzialmente pur con lo spirito ci sono stato lì presente, ecco. E salutare il carissimo amico Cogo che anche quest'anno si appresta, diciamo, a dare quella continuità a un'organizzazione di una gara che è un caposaldo della storia ciclistica, non solo veneta, ma direi nazionale ed internazionale. Complimenti comunque anche agli altri due ospiti e a tutti voi. So che a te cade l'occhio sulla Giovanna, che stasera è in splendida forma, per cui lo capisco. Però Bruno, voglio farti una domanda. Ha detto delle cose verissime la signora Giovanna. Stai attento, voglio farti una domanda tout court. In questo mondo del nostro ciclismo, io ti parlo in maniera molto franca, bisognerebbe cambiare registro anche dei vertici. Ti spiego perché. Io ho l'impressione, ma è un mio sentimento, non vuol dire che io dica la verità, dico la mia verità ed è quindi quello che io penso. Credo sempre che i saluti e i convenevoli, non è il tuo caso perché ti conosco da troppi anni, per gli organizzatori che, in specie in questi momenti, si smazzano parecchio per fare e per mettere in piedi una di queste gare, insomma è un po' il proselitismo, un po' la retorica che sono bravi qua, però non è mai affrontata con lo spirito giusto, o perlomeno lo spirito giusto è sempre quello dell'invidia, no? Lo fa perché... E questo si sente dietro nelle corsie, insomma, nel retrobottega. Io sono molto insalato, insomma, arrabbiatissimo
di questo, perché vorrei dare un'espressione diversa a coloro che comunque rischiano, insomma, il bucio della testa, nel senso che devono pensare molto, costa anche organizzare, costa anche non soltanto la fatica, ma anche le responsabilità acute che hanno coloro che, in questo caso... Sì, e che anche magari di recente si sono ulteriormente, diciamo, acuite su quello che è già l'oneroso aggravio che comporta organizzare una manifestazione. Tu ne sai già qualcosa con il tuo bellissimo, diciamo, e vabbè, però io ho una fortuna, mi difendo, cioè, dici vabbè, c'è una trasmissione, stai sulle palle, però puoi dire quello che pensi, no? Ma io lo dico per coloro che organizzano, perché comunque credo di essere fratello loro in questo. Sì, io volevo però precisare una cosa che all'inizio di trasmissione stavi cercando di mettere a fuoco, ed era il discorso che purtroppo vengono a mancare tanti giovani all'attività sportiva. Questo è vero. Io credo che uno dei moniti si dovrebbe portare avanti è quello di quel famoso studio americano che investire nello sport $1 ne fa risparmiare €3,80 alla sanità. Basterebbe prendere e mettere bello in risalto, diciamo, questo dato che è veramente importante. E oltretutto mi dici anche una cosa, adesso hanno fatto il divieto di vendere le sigarette al di sotto dei 16 anni, no? Sì. Cioè, credo che è una cazzata che sia planetaria, perché insomma, se uno comprasse una sigaretta se la compra senza nessun problema, e penso che sia più che altro un pulirci la coscienza, no? Quindi, parlando un fumatore, naturalmente. Certo, però... io parlo da... ma ahimè, però al di là di cioè, questo, ahimè. è un nostro malvezzo che abbiamo come italiani. Le imposizioni e le cose, diciamo, vietate o proibite diventano delle cose mal tollerate proprio da noi in particolare. Per cui credo che, non so se sia veramente una cosa giusta, ecco, credo che ci voglia più dialogo, ma soprattutto in famiglia, proprio nelle famiglie, come prima provava a battere la testa e a cercare di capire sua figlia, il sindaco Trevigiano. Io ci sono già passato. Guarda, non parlare di me perché io oggi sono felice, mia figlia ce l'ho qua accanto, per cui, ma voglio dire, ma non è che dobbiamo guardare i figli, a me poteva venire qualsiasi figlia, ma a me andava bene lo stesso, cioè voglio dire, non vado a guardare cosa vorrei da un figlio, però vorrei che una società rispondesse a quello che io intendo, nel senso che lo sport, la cultura, il dialogo, il fatto di, come questi ragazzi della consulta giovanile, abbiano intenzione di organizzare delle cose, insomma, si stanno smazzando per poter aggregarsi, potrebbero andare a fare altre cose, ma è stupido non dargli retta e non dargli una visibilità adeguata, perché che facciano sport, incentivarli a dovere, che facciano sport, che suonino il piano o che facciano una festa country, per me l'importante è che si ritrovino, che si guardino in faccia, hai capito? Che se ti dico la cosa non mi piace, non devono cliccare non mi piace, te la dico in faccia, non mi piace. Queste sono le cose che vorrei fargli emergere, no, Bruno? Certo. Stai attento, Bruno, andiamo a Cogo, perché voglio fargli i complimenti per il suo tracciato, che insomma vede tutta la Valsugana fino a Cismon, quindi andremo a toccare anche le parti belle della Valle del Brenta, per poi dopo circumnavigare tutta questa valle, con anche un'asperità di 1300 metri, se non sbaglio, Franco, 186 chilometri. Cosa ne dici di questo Giro del Veneto? Ma è un ricalcare le tradizioni che praticamente lo hanno fatto diventare uno degli appuntamenti più classici nella storia ciclistica, lo ripeto ancora, non solo veneta ma a livello nazionale. Franco lo sa bene cosa vuol dire fare percorrere la Valsugana, al di là dei ricorsi storici diciamo e paesaggistici in sé, credo che sia importante dal punto di vista tecnico, perché esalta le qualità tecniche dei corridori. In questo momento ci avviamo verso i campionati del mondo e c'è bisogno veramente di percorsi altamente tecnici, proprio come quello che propone l'amico Franco. Vogliamo gioire un attimo per i mondiali di mountain bike Staff Azzurra con Fontana, Lechner, Braidot e Schmid, che hanno vinto il campionato del mondo? Un applauso che lo facciamo, sì, ma soprattutto direi proprio di sì, ma soprattutto l'orgoglio veneto, diciamo, l'ho avuto ieri quando
Zanardi ha vinto, Zanardi corre con una società veneta che è la Giambellini di Verona, lui abita a Noventa Padovana, è veneto a tutti gli effetti, che se ne dica che continuano a dire che il bolognese non è più bolognese, perché non dico che lui l'abbia ripudiata a Bologna, per carità, però si vive certamente a Podevano. Primo, secondo, il tandem dei non vedenti fratelli Pizzi sono tesserati con la Trevigiani del patron Remo Mosole. Grande. Ieri li ho chiamati appunto per fargli anche i complimenti e anche loro hanno perso, diciamo, l'oro olimpico per 2 secondi, ecco. Però credo che sia importante per chi diciamo, ha avuto casi di questo genere già capire che cosa vuol dire partecipare a un'Olimpiade. Bene, io ti ringrazio Bruno, perché poi adesso voglio... Prego. Hai una domanda da fare? Tu vuoi invitare Cogo a questo signore qua alla tua gara? Sicuramente il presidente regionale deve venire, non invitare. Quindi devi, quindi non ci stanno... Bruno, ti aspettiamo. Franco, io conto sabato compatibilmente con altri impegni, perché non ce n'è uno solo, credimi. Immagino. Accavallando uno sull'altro in maniera indecente, diciamo. L'amico allora. Però o alla partenza o all'arrivo vedo di esserci. Dai. Noi ti aspettiamo, chiudo non soltanto. Ti prometto tutta la gara, Chiudo o soltanto, l'uno o l'altro. Chiudo soltanto, e voglio stare ancora un attimo in linea, visto che sei qua, per quanto riguarda le Paralimpiadi, vorrei che la società normodotata smettesse di fare i paraculi, perché adesso si parla tanto perché li vediamo. Però non preoccupiamoci, tanto finite le Olimpiadi ci dimentichiamo, quindi questo bisogna tenerselo bene a mente. Cerchiamo di fare qualcosa anche dopo, cosa dici Bruno? Sì, esistono già, diciamo, da parte nostra io direi che come Regione Veneto cerchiamo così di allargare il più possibile proprio il discorso nell'accoglienza di questi, chiamiamoli... persone sfortunate, ma a tutti gli effetti io credo che basterebbe starci assieme un attimino e si capisce subito chi sono, più che i normodotati, io li chiamerei i veramente abili, sono loro più che noi altri. No, gli sfigati te li porto qua se vuoi una volta in trasmissione, che hanno gambe e braccia, ma sono sfigati di brutto, ma te li porto io. No, è verissimo questo. È una realtà che io credo serva di esempio un po' per tutti e mi augurerei che lo fosse soprattutto per le nuove generazioni, perché capissero che cosa vuol dire lottare a volte contro la sfortuna che si è accanuita su un personaggio o su una persona e che non può più fare liberamente quello che ci riusciva fino a pochi istanti fa. Bene, noi ti ringraziamo Bruno, alla prossima, quando vuoi venire siamo qua. A voi, in bocca al lupo, un saluto a tutti quanti. Grazie infinite Presidente. Grazie a voi. Ti ha fatto piacere. Insomma. Allora, andiamo a parlare di questo percorso, perché fa Primolano, Primolano io poi l'adoro. Io farei un monumento, io a Primolano farei come Cinecittà. Chi vuole andare a visitare Primolano deve pagare un voucher di 5-10 euro, perché fa un viaggio a ritroso nel tempo. Là si trovano le grandi città degli anni 50. La gente nostalgica paga il biglietto per andare a vedere delle cose. Io l'ho detto anche al sindaco, fai pagare 5 euro a ogni turista per vedere Primolano, perché è vero, fantastica. Sembra di tornare indietro nei rioni anche delle grandi metropoli. Ho fatto l'asilo a Primolano. Figurati te, una città meravigliosa con una bellissima stazione, quindi mi fa piacere che passi da Primolano, poi c'è la Tagliata, anche lì abbiamo, che non è una cosa semagna, è una roba di guerra, va bene insomma. Poi c'è Grigno, Strigno, Borgo Valsugana, Roncegno, Novaledo, Levico Terme, Calceranica, poi abbiamo il Bosentino, 1300 metri, quindi una bella asperità insomma. Il Bosentino è più basso, 1300 arriviamo a Virti. C'è il valico dell'Africa. Sì, poi andiamo più su ancora. Nosellari, Carbonare, Laste Basse e si scende. Nosellari, no, andiamo su ancora a Virti, Bivio, Nosellari, si comincia a scendere, lì siamo a 1300 metri. Cosa prevedi? Una fuga gagliarda? Ma guarda, diciamo che la corsa nella salita si spessa, vengono fuori gruppetti, però poi abbiamo una lunga discesa, ecco lì al Gran Premio della Montagna, al terzo Gran Premio della Montagna, siamo a metà percorso, quindi abbiamo altri 90 km per ritornare in Rossano.
c'è una discesa di una strada che scende per circa 50-60 km e lì ci possono essere grandi rientri, i rientri dei furbi, che ci sono sempre, che bisogna sorvegliare, ma diciamo che di solito la corsa, quando siamo a Piene, Braganze, si compatta. E poi diciamo che l'ora arriva alla lunga distanza e lì tanti corridori cominciano a accusare. Poi abbiamo l'ultima salita con la Rosina e lì può venire fuori la fuga di 3, 4, 5 corridori che poi vanno all'arrivo, insomma. Poi a Rossano un circuito, Gilberto. Ecco, ma se ci fosse il circuito, quanto dura il circumnavigare, diciamo così? Ho visto che c'è stato un piccolo cambiamento dall'anno scorso, mi sembra, Franco. L'hai allungato verso la parte sud del paese, no? Andiamo fino a Greve. L'anno scorso ci fermavamo sul laterale prima, sì, esatto, ho visto che quest'anno invece l'hai allungato. Sì, quanto lungo è? Sono 5-10 km. Beh, quindi non fanno in tempo se dovesse essere una fuga, quindi tutto regolare. Squadre? Abbiamo 147 corridori iscritti e questa sera me ne davano 121 partenti, certo. E squadre? Squadre sono circa una quindicina, tutte le migliori squadre, perché i corridori più forti li abbiamo noi nel Veneto, perché le società venete hanno preso business in Veneto, in Piemonte abbiamo tutti i migliori corridori. Guarda che in Piemonte c'è Madonna di Campagna, ingaggiati, che è una grande società. Ecco, in Piemonte. Ma tu lo sai che i forti piemontesi correvano con i veneti, no? Sì, beh, ecco. Certo. Poi si arriva a Rossano con grande volata, mi pare ci sia anche una squadra russa. Sì. Insomma, dille queste cose qua perché non fanno... C'è la nazionale russa, sì. Vedi, la Donazan che... Oh, è vero, no? Sembra una cagata, però io quando facevo... quando si è fatta la Romano del Zelino col Gran Premio Comunità Montana del Brenta, quando si poteva ancora fare, l'ultima volta hanno preso un volo charter degli allievi, sono arrivati dalla Sicilia. Insomma, fa piacere quando il Veneto esporta, no? Quindi per quello bisogna tenere duro. Se il Veneto è capace di esportare, basta l'invidia, Gilbert, insomma, è vero, perché l'invidia, io dico sempre una cosa, siamo in chiusura, noi dall'America abbiamo esportato tutte le schifezze più possibili e immaginabili, è vero o non è vero? Le cose buone dell'America noi siamo proprio capaci che ci entrano in testa. In America sarà che saranno protestanti e tutto quello che loro fanno qua se lo riporteranno in paradiso, ma non c'è l'invidia. Cioè, il successo è un valore che è importante, c'è una gioia vedere che te hai avuto il successo, sei un uomo di successo. Qua invece è il contrario, sei di successo, no, hai rotto chissà, e poi chissà cosa fa sotto. Dobbiamo chiudere? Un minuto? Vabbè, qua mi dicono un minuto. Beh, intanto, nome e cognome. Queste ragazze della consulta dobbiamo presentarle. Jessica Dalla Rizza, Giulia Zonta, Jessica Favero, Alice Fiorese. Un applauso, ragazze. Siamo in chiusura. Beh, io ringrazio Franco Cogo, verremo da te settimana prossima, ti vogliamo qua perché faremo una bella sintesi di questa gara. L'appuntamento è con Radio Corsa, ricordiamocelo, con questa gara giovedì dalle ore 20 su Rai Sport 2. Grazie a Giovanna Donazan, in bocca al lupo. Martedì sera tutti a Pove. Da giovedì sera. Ballo country. Quindi giovedì sera venite qua, facciamo una leggera diretta, diamo l'appuntamento e poi andate tutti là. Grazie anche a te, Presidente Dario Vidale, grazie Gilberto Trevisanti, aspetto O Bianconero prestissimo perché dobbiamo parlare di cose serie. Un appuntamento per lunedì alle ore 20, ricordiamoci, con O Bianco o Nero e per noi, per Scratch, settimana prossima, stesso orario, stesse emittenti. Arrivederci, un applauso, grazie. Fatta.